Chiavari al via dal prossimo anno scolastico la succursale del linguistico. Oggi Città Metropolitana ha accettato le condizioni del seminario per il contratto di locazione. Non c'è pace per l'asilo Merello di Zoagli. I 3 consiglieri del CDA della Fondazione, surrogati dal sindaco, si sono dimessi. Replica la Presidente: non è stata fatta alcuna proposta concreta. Servono interventi urgenti lungo la strada 586 della Vald'Aveto, è la richiesta dei sindaci ad ANAS. Con i ponti primaverili cresce l'affollamento, ma la strada è troppo insicura. Catechesi del Papa sul versetto del Padre Nostro: rimetti i nostri debiti. Siamo tutti debitori, ha detto Francesco, perché la vita è una grazia e perché se amiamo è grazie a Dio che ci ha amati per primo. Il Signore ha cura di noi in tutte le stagioni della vita, sono le parole del Vescovo nel toccante incontro con anziani ammalati nella struttura Pellerano Rainusso di Santa Margherita Ligure. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi la scuola in apertura. Oggi Città Metropolitana ha accettato le condizioni contrattuali per l'avvio della succursale del liceo linguistico nei locali del seminario di Chiavari. Una buona notizia per le numerose famiglie interessate, ottenuta grazie alla collaborazione con la diocesi. Sentiamo. Adesso è ufficiale, la succursale del liceo linguistico Davigo sarà ospitata nei locali del seminario di Chiavari. Oggi infatti la città metropolitana, con un proprio provvedimento, ha definito con la Curia l'accordo per il contratto di locazione. Una soluzione che diventa definitiva anche dopo il sopralluogo di ieri alla presenza del preside del Davigo, ente metropolitano e diocesi. Il contratto prevede l'utilizzo di 3 aule collocate a destra dell'ingresso del seminario più un locale ad uso segreteria. A breve inoltre partiranno i lavori di adeguamento, alcuni dei quali riguarderanno i servizi igienici. Le aule del seminario saranno utilizzate per l'anno scolastico 2019-2020, più una proroga per l'anno successivo, nel mentre l'obiettivo è di trovare una soluzione diversa e definitiva. Può prendere il via la creazione di un ciclo formativo fortemente voluto dagli abitanti del territorio, spiega Roberto Cella, consigliere delegato di Città Metropolitana, che aggiunge sarà anche in una collocazione logistica molto comoda per gli studenti, proprio nelle vicinanze della ferrovia. Soddisfatta anche l'assessore regionale all'istruzione Ilaria Cavo. La soluzione trovata, dice, non altera gli equilibri dell'offerta formativa, non scatena un effetto domino negativo con gli altri istituti e fa prevalere il buonsenso. Infine, da entrambe le parti c'è la gratitudine per la collaborazione offerta dalla diocesi e dal vescovo. Ovviamente con una disponibilità della diocesi che va riconosciuta, perché ovviamente l'unione un po' di intenti ha permesso di trovare una soluzione diciamo, alla collocazione di questo liceo linguistico, visto anche che le domande ci sono state, che quindi l'esigenza che era stata intercettata su Chiavari, e questo lo dico anche diciamo, per il consigliere delegato di Città Metropolitana che si è impegnato su questo, era un'esigenza reale, non era un'esigenza immaginaria. Restiamo in tema, l'asilo Merello di Zoagli probabilmente non aprirà neppure il prossimo settembre. I tentativi di rilancio non sono andati a buon fine anche a causa di una situazione di caos all'interno del CDA della Fondazione. Ora spetta alla Regione decidere il prossimo passo. Sentiamo. Non c'è pace per l'asilo Merello di Zoagli. Si sono dimessi infatti dal CDA della Fondazione i 3 membri surrogati dal sindaco a dicembre. Si tratta di Cesare Rinaldi, Filippo Grillo Ruggeri e Roberto Bavestrello, subentrati a 3 consiglieri dimissionari. I loro tentativi di rilancio dell'asilo non hanno trovato l'appoggio degli altri 2 membri del Consiglio, tra cui la Presidente, hanno spiegato in conferenza stampa. Così il 4 aprile scorso i 3 hanno deciso di lasciare l'incarico. Nonostante avessimo chiesto le dimissioni della Presidente per poter quindi dar corso a una nuova vita alla Fondazione, avendo la stessa rifiutato di dare dimissioni e avendo anche rifiutato di firmare la richiesta al Ministero per riaprire l'asilo a settembre, non c'era altra soluzione, nella speranza che le amministrazioni, la Regione e la famiglia Merello prendano posizione direttamente. Soltanto dando le dimissioni potevamo far sì che questo avvenisse e infatti questo l'abbiamo fatto senza problemi. Entro il 31 marzo occorreva fare domanda al Ministero dell'Istruzione per essere classificati tra le scuole paritarie e poter tornare a raccogliere le iscrizioni. Rinaldi, Ruggeri e Bavestrello avevano anche trovato una cooperativa del territorio disponibile a gestire l'asilo. Tutto questo non è servito, la soluzione resta
resta così molto lontana. Il tutto dipende, diciamo, parlando in gergo calcistico, la palla è in mano alla Regione. La Regione come referente della fondazione insieme con il Comune e la famiglia dovrà prendere delle decisioni in merito. Ecco. Con le prime dimissioni all'interno del CDA la Regione aveva invitato il Comune a procedere con la surroga. Il tentativo di conciliazione però non è andato a buon fine. Ora l'ente regionale potrebbe procedere con il commissariamento della fondazione. Io spero che tutto si risolva, perché a Gioagli l'asilo serve, naturalmente va pubblicizzato, potrebbe essere anche un'opportunità. Non c'è stata fatta nessuna proposta concreta per poter aprire l'asilo dopo aver risanato il debito che si era formato negli anni. Questa in sintesi la replica della presidente della Fondazione Merello, Giuliana Coli, ma sentiamo tutta l'intervista. Per quanto riguarda la scadenza al 31 marzo per poter essere inseriti come richiesta al Ministero dell'Istruzione, questo che cosa pensa? Intanto non è vero che non si può aprire l'asilo Merello senza aver fatto questa domanda, ok? Perché l'asilo Merello può aprire comunque. Questa domanda però va fatta per ottenere la parità ed avere i contributi regionali una volta che fosse aperto a settembre di quest'anno l'asilo Merello, cosa che io parlando con i consiglieri ho detto: ma scusate, non possiamo pensare di aprire un asilo a settembre senza avere i bambini, senza avere personale, avendo tutti questi debiti, le utenze chiuse. Loro volevano farmi firmare una semplice lettera senza mettere tutto quello che era obbligatorio mettere. Io ho detto no, se mi portate tutti gli allegati che ci vogliono e che non è possibile avere, perché noi non abbiamo più personale, lì ci voleva personale docente, ci voleva il POF, il piano educativo, tante cose, ho detto se me la portate completa allora la firmo. Invece mi hanno portato una letterina nella quale io dovrei impegnarmi a fornire dopo tutti questi documenti e incontro anche delle spese, e io non firmo un documento se non è perfetto e completo. Lei teme una possibile procedura di commissariamento ora da parte della Regione? Io ho già messo negli ultimi ordini del giorno anche l'eventualità di chiedere una procedura di commissariamento, cioè una liquidazione, proprio perché vedevo che non si riusciva ad avere un risultato nemmeno con questi 3 nuovi surrogati. Io facevo conto sul fatto che magari avessero un buon rapporto con il sindaco e tirassero fuori delle soluzioni, così non è stato, anzi hanno impedito a me e Giorgis di formulare come CDA del Merello delle soluzioni che potevano essere a vantaggio del Merello, quella di vendere il campo sportivo, perché si può vendere, abbiamo un parere di un legale chiesto apposta e a nostre spese da me e da Giorgis, e potevamo anche offrire in locazione l'affitto per metterci a scuola. Ci sta tutta la scuola Teramo Piaggio intesa come elementare, e non ci sarebbero le classi medie, però si poteva allocare un modulo abitativo lì di fianco e avere servizio mensa dentro, avere i bagni, avere tutto quanto. Loro ci hanno impedito, anzi nell'ultimo CDA si sono alzati, se ne sono andati, non hanno più voluto deliberare niente. Per la cronaca torniamo sulla fuga con incidente di ieri a Monleone di Cicagna. Nella notte i carabinieri di Chiavari hanno arrestato una seconda persona. Si tratta di un giovane di 24 anni, nato a Chiavari ma residente a Genova, scoperto dai militari mentre procedeva a piedi lungo il torrente Lavagna nei pressi del comune di Cicagna. In precedenza si era nascosto dietro dei cespugli. I carabinieri sono certi che all'interno dell'auto c'erano 4 persone. In queste ore i militari stanno cercando di risalire ai furti compiuti attraverso l'analisi della merce rubata e presente nella vettura. Intanto prosegue il presidio in Val Fontanabuona. Nelle ultime ore ben 10 vetture dei carabinieri hanno circolato per tutta la provinciale 225. Cambiamo tema. ANAS ha rimandato al mese di maggio i lavori di sistemazione della strada della Val d'Aveto. Slittano dunque gli interventi di asfaltatura auspicati dai sindaci per il tratto compreso tra Borzonasca e Rezzoaglio. Vediamo. Le istituzioni locali alzano la voce per chiedere più attenzione per la strada 586 della Val d'Aveto ed in particolare per il tratto fra Borzonasca e Rezzoaglio. La parte più dissestata, secondo Città Metropolitana, è quella compresa fra Temossi a Borzonasca e Brignole a Rezzoaglio ed in particolare per il comune della Val d'Aveto la zona più compromessa è quella fra Molini e Cavanne. Le condizioni della 586 sono vergognose, direi il termine appropriato, da oltre un anno. Non si hanno informazioni chiare e attendibili su cosa
ANAS ha intenzione di fare nell'immediato. Hanno assicurato qui ai primi di maggio che cominciano i lavori di asfaltatura, ma è veramente una questione urgente, insomma, basta percorrerla per rendersi conto della situazione, insomma. Quindi veramente speriamo che sia la volta buona. Ecco. Il passaggio di competenza su circa 300 km di strade liguri ad ANAS è del 1° agosto dello scorso anno, ma di certo la strada eredita un lungo periodo di manutenzioni ordinarie mancate. All'indomani del passaggio la situazione della 586 era comunque all'ordine del giorno e giudicata prioritaria e in effetti i primi interventi di sistemazione erano partiti. A novembre avevano interrotto gli interventi di ripavimentazione dicendo che la temperatura era troppo bassa, che avrebbero riniziato non appena le condizioni meteo avrebbero permesso e quindi all'inizio della primavera, con un intervento che sarebbe stato di circa 200.000 euro per il ripristino della pavimentazione dei tratti più brutti. A marzo ci hanno detto che questo intervento non sarebbe stato fatto, comunque sarebbe stato ridotto, si parlava di un importo di 100.000 euro. Ieri mi hanno comunicato che non verrà fatto in Val d'Aveto questo intervento, verrà fatto a Carasco e per la Val d'Aveto manderanno su un camion d'asfalto per tappare le buche. Ora per i sindaci un intervento complessivo il più possibile risolutivo non si può più rimandare, anche in vista dei ponti primaverili fra Pasqua e il 1° maggio che di solito portano molti turisti in queste zone. Il sabato e domenica proprio colonne di moto che percorrono la strada, di macchine che vengono a Piacenza, oltre ovviamente a salire verso le stazioni di villeggiatura, è frequentata, via. Quindi ha urgenza di essere messa in sicurezza perché qualcuno potrebbe farsi veramente male. Ecco. La cronaca si è ribaltata con la propria auto, fortunatamente però non ha avuto gravi conseguenze. È successo ad una giovane donna questa mattina poco prima delle 7 in prossimità del traforo di Ferriere a Lumarzo sul versante della Val Fontana Buona. La ragazza è stata soccorsa dal personale del servizio di emergenza sanitaria di Genova e trasportata all'ospedale San Martino per accertamenti, soprattutto in considerazione della dinamica rocambolesca dell'incidente. Vedete le foto. La ragazza è rimasta comunque sempre cosciente. Sul posto i vigili del fuoco e l'autotrasporto Pinasco per la rimozione del veicolo. La Polstrada di Chiavari ha supportato le operazioni per la regolamentazione del traffico. Un uomo è stato portato nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale San Martino di Genova per le conseguenze di una caduta avvenuta intorno a mezzogiorno a Statale di Ne. L'uomo è caduto da un muretto da un'altezza di circa 1,5 metri. In modo autonomo, tuttavia, si è rialzato e ha raggiunto la propria abitazione. Constatato però il malessere generale, è stato richiesto l'intervento dell'automedica del 118 che per accelerare le operazioni di trasferimento al nosocomio genovese ha richiesto l'intervento dell'elicottero. Le condizioni del paziente erano stabili, sebbene il ricovero sia avvenuto in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Chiavari che hanno supportato l'elicottero nelle operazioni di atterraggio. E siamo così all'informazione religiosa. Papa Francesco all'udienza di questa mattina e parlando della preghiera del Padre Nostro si è soffermato sulle parole "rimetti i nostri debiti". La sintesi nel servizio della Radio Vaticana. Padre, abbi pietà di noi perché anche il più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore. Papa Francesco aggiunge questa invocazione alla preghiera del Padre Nostro che ci sta aiutando a conoscere meglio nelle catechesi dell'udienza generale del mercoledì e dedica la meditazione numero 12 al momento nel quale chiediamo a Dio rimetti a noi i nostri debiti. Davanti a Dio siamo tutti debitori e peccatori, sottolinea il Papa, perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto e la vita è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla. E poi perché, anche se riusciamo ad amare, non lo facciamo con le nostre sole forze, ma con la grazia di Dio. Questo è quello che gli antichi chiamavano un mysterium lunae, un mistero della luna. Amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati e se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole diventa gelido come il terreno d'inverno. Se ascoltiamo la storia di qualche persona che ha sbagliato, un carcerato, un condannato, un drogato, ricorda Francesco, ci domandiamo chi debba essere incolpato dei suoi sbagli, se solo la sua coscienza o la storia di odio e di abbandono che qualcuno si porta dietro. E questo è il mistero della luna. Amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati e se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole diventa gelido come il terreno d'inverno. Come non riconoscere nella catena d'amore che ci precede anche la presenza provvidente dell'amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato noi. Basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione. Egli ci ha amato e sempre ci ama per primo.
Preghiamo dunque, Signore, anche il più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi. Nei saluti in italiano il Pontefice ricorda che stiamo concludendo il cammino di Quaresima, la luce e la consolazione della Pasqua del Signore sono ormai vicine. Prepariamoci all'invito finale del Papa a far nostri i sentimenti di Cristo e a vivere in pienezza i giorni della sua passione e glorificazione. Veniamo adesso in diocesi. Inserita nel calendario della visita pastorale la messa presieduta dal Vescovo nella residenza protetta per anziani Pellerano Rainusso di Santa Margherita Ligure è stato un momento toccante e intenso di preghiera e di affidamento. C'eravamo anche noi. L'incontro del Vescovo con anziani ammalati nella residenza protetta Pellerano Rainusso è stato voluto e preparato con cura, la stessa che ogni giorno gli operatori riservano ai 90 ospiti della struttura sammargheritese. Il Vescovo era già venuto a farci visita qualche anno fa e si rinnova questa visita che accogliamo con grande gioia, perché è un momento di testimonianza del fatto di una vicinanza della Chiesa, della diocesi con questa realtà che a volte è anche un po' difficile. Il Signore ha cura di noi in tutte le stagioni della vita, ha ricordato Monsignor Tanasini durante la messa presieduta in istituto. La parola di Dio ci stimola a guardare ogni giorno come un dono del Signore. Il Vescovo ha amministrato l'unzione degli infermi agli ammalati che, come ulteriore gesto di affidamento, hanno chiesto di essere ricordati nelle preghiere. Nell'augurarmi di rivederla presto qui in mezzo a noi, le consegno questo piccolo foglio dove abbiamo scritto tutti i nostri nomi, perché lei li porti con sé e possano essere più concreti quando prega per noi. Grazie ancora. Gli ospiti vivono al meglio possibile, per noi questo è un punto essenziale. Lavoriamo per questo, lavoriamo perché stiano bene. Il nostro è un lavoro difficile, spesso faticoso, molto bello e molto gratificante. Seguiamo un percorso con noi tutti, con gli operatori che hanno diversissime funzioni, proprio perché al centro del nostro lavoro rimanga sempre la persona anziana e quindi fragile, già solo per l'essere anziana fragile. La struttura sammargheritese è un luogo della memoria aperto alla città. Questo è un luogo che custodisce la memoria, sicuramente rappresenta il passato, cioè le radici, non qualcosa che non è più, ma qualcosa che è e che andrà avanti. Cerchiamo di organizzare momenti che proprio rappresentino come un passaggio di consegne tra chi rappresenta la radice e chi poi il fusto e le foglie, i giovani. Vediamo ora alcune notizie di carattere amministrativo. A Rapallo il pagamento dei tributi potrà avvenire online. Questa mattina è stato presentato Linkmate, lo sportello telematico adottato dal Comune per snellire il lavoro degli uffici e agevolare i residenti che non dovranno più recarsi in banca o al municipio. Si potranno pagare Tasi, Tari e IMU e scaricare una app per avere sempre a disposizione dati e modulistica. Tutte le informazioni sul sito internet del Comune di Rapallo. Il Comune di Lavagna invece ha aggiornato il piano comunale di emergenza di protezione civile per il 2019 alle recenti norme. Il manuale di autoprotezione per i cittadini è disponibile sul sito del Comune. Tra i punti si ricorda che in caso di allerta rossa o arancione è attivo H24 il numero del COC, il centro operativo comunale, che risponde allo 0185 36 72 23. Per quanto riguarda le scuole, la chiusura scatta sia con l'allerta arancione sia rossa, così come la chiusura di parchi, giardini, fiere e mercati. Inoltre, in caso di pericolo, vengono sempre chiusi i sottopassaggi e il lungo Entella. A Chiavari adesso, lunedì e martedì prossimi, ovvero il 15 e il 16 di aprile, si svolgeranno importanti prove di carico sui ponti che attraversano il torrente Rupinaro. La strada dunque sarà chiusa per consentire di svolgere in sicurezza queste prove. Ma vediamo il programma. Lunedì mattina si partirà alle 8:30 con la chiusura del ponte di Corso Italia. Si proseguirà alle 10:30 con il ponte di Corso Genova. Alle 14 toccherà a quello di via Descalzi. I lavori riprenderanno poi martedì alle ore 14, quando chiuderà il ponte tra via Santa Chiara e via Franceschi. Alle 21, invece, di martedì 16 aprile, chiuderà il ponte di via San Pier di Canne. Le chiusure avranno una durata di circa 3 ore ciascuna, eccezion fatta per il ponte di San Pier di Canne, che sarà chiuso per circa 5 ore.
Cambiamo argomento, siamo alla cultura. L'estro e la creatività degli studenti del liceo artistico Luzzati di Chiavari ha impreziosito alcuni spazi dell'Istituto Devoto Marini Sivori di Lavagna. Grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro, i ragazzi della quarta C hanno realizzato una serie di pannelli colorati che sono stati installati sui muri del giardino della casa di riposo. Vediamo. L'inconfondibile scorcio di Portofino con alle spalle il golfo del Tiguglio, il borgo arroccato di Manarola e quello di Vernazza, le barche di Camogli e di Boccadasse. Sono gli scorci che da alcuni giorni a questa parte abbelliscono il cortile dell'Istituto Devoto Marini Sivori di Corso Genova a Lavagna. A realizzarli le studentesse di una classe del liceo artistico Luzzati di Chiavari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. C'è stato un grande impegno da parte delle ragazze e sottolineo il fatto che si tratta di una classe totalmente al femminile, quindi molto impegnate e molto attive. Ecco. Ogni individuo della classe ha fatto buona parte del pannello, quindi ci sono stati molti cambi. Ad esempio c'era la persona che l'aveva realizzato comunque il progetto e poi le persone che davano una mano. Il valore di questa attività è stata soprattutto scoprire anche in ambito scolastico lavori per cui noi ragazzi possiamo poi dopo pensare di poter andare a lavorare e soprattutto avere, poter conoscere persone con cui possiamo avere del lavoro. Un'esperienza che è stata ben accetta anche dagli stessi ospiti della casa di riposo che, oltre alle opere artistiche, presto ne arriveranno altre 6, hanno apprezzato il rapporto che si è venuto ad instaurare con i ragazzi. Il lavoro e la passione di questi giovani, abbinata all'amore dei nostri ospiti, è una cosa veramente incredibile, perché abbiamo avuto occasioni più modo di vedere i giovani con la terza, quarta età che oramai sono i nostri ospiti, veramente in una combinazione incredibile. Forse non si crede più a certi valori, ma esistono e ci sono. È il momento degli appuntamenti per la giornata di domani, vediamo. Appuntamenti per giovedì 11 aprile. Dalle 9:30 al foyer del Teatro Carlo Felice di Genova si terranno gli Stati Generali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 7 aree tematiche su cui si svolgerà il confronto e il dialogo tra i partecipanti. Si apre all'Evanto il Festival delle Geografie. Dalle 10 all'Auditorium Ospitalia sarà affrontato il tema Cambiamenti climatici, parole e immagini, insieme a Luca Onorato dell'ARPAL e Alessandro Benedetti del CNR. Seconda giornata della mostra d'arte 3 giorni per l'incontro tra l'arte figurativa e le sensazioni alla Biblioteca Civica Vago di Santa Margherita Ligure. Dalle 12 alle 19 la possibilità di visita all'esposizione sul tema il mare e le donne. L'altra dimensione del management è il titolo del laboratorio che si terrà dalle 14:30 alle 19 all'Hotel Savoia di Via Arsenale di Terra 5 a Genova. L'evento è incentrato sulla figura della donna quale acceleratore di progresso etico-sociale e della ricchezza d'impresa. Alle 16 a Villa Quairolo di Rapallo Antonio Codazzi parlerà su Le antitesi cultura-civiltà. La lezione si inserisce nel percorso dell'Accademia Culturale Rapallese. L'Associazione Italo-Britannica di Chiavari propone un incontro con lo scrittore e poeta inglese Julian Stannard. Appuntamento alle 17 alla Società Economica Chiavarese. Al Teatro del Ponente di Genova Voltri dalle 20 si terrà un incontro di educazione digitale dal titolo Cyberbullismo e faide virtuali. Il relatore Mario Leone Piccinni, esperto del mondo web. Al Vinitali di Verona oggi è stata presentata in anteprima la manifestazione estiva Dante Fiumana Bella, promossa dai comuni di Chiavari e Neirone in vista dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Ricordate lo scorso anno il successo dello show a Chiavari di Maurizio Lastrico? Ebbene, quest'anno ci saranno altri 2 appuntamenti nel mese di luglio. Il primo, sabato 6 luglio, tra i ruderi della frazione di Siestri a Neirone in Val Fontana Buona, Vittorio Sgarbi terrà una lezione sul sommo poeta. E poi sabato 13 luglio invece al Parco Renzi di Chiavari sul Lungo Entella l'anima dantesca sarà interpretata dall'attore Giancarlo Giannini, accompagnato da un concerto che vedrà tra gli altri la presenza del pianista Andrea Bacchetti.
È stata inaugurata questa mattina la casetta dell'acqua in Piazza della Libertà, nei pressi del parcheggio di Corso Risorgimento a San Salvatore di Cogorno. L'evento è diventato una festa per la presenza degli alunni delle scuole di Cogorno, coordinati dalla responsabile della biblioteca Gatto Fliscano, Anna Garibaldi. Da oggi, dentro la biblioteca, ci sarà una rassegna tematica sull'acqua che resterà allestita per tutta la settimana. I volumi saranno poi disponibili per il prestito dal 17 di aprile. Il tema, sviluppato dai ragazzi, sottolinea l'importanza dell'acqua, elemento naturale dal quale dipende la vita e l'equilibrio dell'ecosistema. Concludiamo con una notizia di sport, di Scherma. Entra nel vivo il progetto di promozione dello sport a scuola di Scherma. 20 studenti del liceo sportivo, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, entreranno in 9 classi della primaria per illustrare e insegnare i principali movimenti tecnici e i giochi di facile approccio alla scherma a bambini dunque da 5 a 10 anni. I liceali saranno preventivamente formati dai maestri del club Chiavari Scherma e offriranno 2 tipi di nozioni, una prima parte teorica, una seconda pratica con esperienze di combattimento. Il progetto innovativo è nato dalla collaborazione tra la Chiavari Scherma, l'Istituto Liceti di Rapallo e il comprensivo GB della Torre di Chiavari. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.